Inaugurato sabato pomeriggio il rinnovato stadio comunale di Porto Empedocle Vincenzo Collura, alla presenza del noto giocatore di Serie A Totò Schillaci, in rappresentanza non solo del calcio siciliano, presenti anche l'autorità civile e militare, i rappresentanti dello sport empedoclino. Quindi sono stati conclusi i lavori relativi al tribuno e muro di cinta e presto sarà fruibile a tutti. A tagliare il nastro il primo cittadino Ida Carmina. Sì, Totogol, il campione siciliano che è davvero forse il più grande dei calciatori che abbiamo avuto, che ha una storia bellissima, così simile a quello che avviene in questo quartiere, lui proviene da un quartiere popolare e la sua è una storia di riscatto di un bambino di un quartiere popolare che sia davvero presagio per il riscatto di questa città e di tutta la nostra terra. È un momento di grande gioia, la città l'abbiamo coinvolta tutta nelle associazioni sportive, nei rappresentanti del glorioso calcio empedoclino, le vecchie glorie, le nuove glorie, insomma un po' tutti. Ci voleva davvero questo momento di comunità, ecco, di vita di comunità. Abbiamo consegnato questo gioiello a fine mandato alla mia amatissima città. Sono contento di stare qui a Porto Empedocle, per me è la prima volta, quindi ringrazio il sindaco Aida e tutta la giunta di avermi invitato. Sono molto felice, spero che il mio arrivo possa essere esempio per tanti giovani. Il campo è bellissimo, veramente, la struttura è molto bella.